la Torre dei Mori. La Torre dell'Orologio è uno dei simboli indiscussi di Piazza San Marco. Inaugurata il 1 febbraio 1499 dal doge Agostino Barbarigo, fu progettata da Mauro Codussi, anche se le due ali laterali furono sopraelevate e riviste nel corso del Settecento. È celebre per il suo orologio in oro e smalto blu, con un quadrante di 24 ore. Segna l'ora, il giorno, le fasi lunari e lo zodiaco. Un meccanismo complesso, opera di Giancarlo e Giampaolo Rainaldi da Reggio, che secondo una falsa leggenda furono accecati al termine del loro lavoro per evitare che potessero riprodurre altrove una tale meraviglia. Protagonisti indiscussi del panorama della piazza e veri padroni di casa della Torre dell'Orologio sono i Mori, che dalla sommità dell'edificio battono le ore e hanno finito per ribattezzarlo come Torre dei Mori. Fusi da Ambrogio delle Ancore contestualmente alla costruzione della torre, in realtà i documenti dell'epoca ne parlano come di ziganti, giganti, e a guardarli da vicino di moresco non hanno veramente nulla se non il colore scuro. Sono conosciuti come il vecchio e il giovane e al di là della barba che li differenzia, della quale il secondo è sprovvisto, un altro particolare marca ulteriormente la distanza tra di loro. Il vecchio infatti batte le ore con 2 minuti di anticipo, a significare il tempo che è trascorso, mentre il giovane scocca 2 minuti dopo, a rappresentare il tempo che deve ancora venire. Un effetto curioso per uno dei luoghi più senza tempo che esistano sulla faccia della Terra. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.